Tra ieri ed oggi 64 nuovi contagi in provincia, le realtà più colpite Sambuca, Sciacca, Santa Margherita, Porto Empedocle, Favara Licata, Canicattì, DPCM d'ordinanza a confronto, paradossi normativi. Scazzottata tra romeni per 20 euro, 19enne in fin di vita, droghe e cellulari al carcere Ucciardone di Palermo, tra i coinvolti un empedoclina ed un agente. All'Ars legge salva abusivi, no all'Enernyt in area ex Montedison di Porto Empedocle. Elezioni per i medici, gli architetti incontrano il neosindaco di Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dei dati di contagio da coronavirus. Il bollettino dell'ASP di Agrigento registra 673 positivi, 40 ricoveri e 22 deceduti. In isolamento domiciliare ci sono invece 331 persone, i guariti sono invece 280. L'ASP di Agrigento ha riattivato, dopo l'iniziale silenzio che ha contrassegnato questa seconda ondata epidemiologica, il bollettino sanitario che fotografa la realtà agrigentina. I positivi registrati sono nella giornata di ieri 64. Ieri l'ASP ha anche accertato 24 guarigioni ed un decesso. Le realtà con maggiori positivi sono Sambuca di Sicilia 94, Sciacca 46, Santa Margherita Belice 32, Porto Empedocle 29, Agrigento 29, Favara 27, Licata 27, Canicattì 20. Vediamo. Innanzitutto formulo le mie sentite condoglianze alla famiglia del nostro concittadino risultato positivo al coronavirus e deceduto presso l'ospedale di Caltanissetta. Oggi una giornata difficile sul fronte scuola. Ho registrato tanta preoccupazione tra le famiglie, soprattutto a seguito della notizia di 3 bambini che sono risultati positivi al Covid. Io voglio fare presente che ci sono dei protocolli, che tutti quanti siamo tenuti a rispettare le regole che le autorità ci danno. Ciascuno di noi può avere la propria opinione al riguardo, ma in questo momento in Sicilia il presidente Musumeci ha deciso per lo svolgimento delle lezioni in presenza per le scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado, e invece per la didattica a distanza per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado. Ripeto, ciascuno di noi può avere l'opinione, ma tutti siamo tenuti a rispettare le regole. Voglio comunicare alla mia cittadinanza che, ahimè, oggi abbiamo avuto un aumento di 3 casi di positività per quanto riguarda il Covid-19, quindi da 26 siamo passati a 29 casi di positività. Sono tutti in isolamento fiduciario, in quarantena, quindi presso le proprie abitazioni, sono asintomatici o paucisintomatici, e poi abbiamo sempre il solito caso ricoverato presso il nosocomio di Caltanissetta, malattie infettive. È vero, sono aumentati i casi, quindi sono 3 in più, però voglio rassicurare la mia cittadinanza, non più come sindaco, ma come medico. Questo aumento è giustificato ed era quasi prevedibile perché non è frutto di nuovi focolai, ma è frutto di contatti diretti dei già positivi, quindi nell'arco dell'ambito familiare. Iniziamo con l'attuale situazione sanitaria. L'attuale situazione sanitaria porta 2 nostri concittadini ufficialmente positivi al Covid. La prima nostra concittadina stamattina è stata con tutti i componenti della sua famiglia, ha avuto effettuato il tampone, domani speriamo di avere notizie. Comunque la nostra concittadina è guarita, mi dicono i familiari, ho parlato poco fa con lei, sta bene, non ha più sintomi, non ha più tosse, è già da qualche giorno che non ha più febbre e i sintomi che aveva della perdita del gusto e dell'olfatto sono ritornati. Mentre la situazione di altri tamponi hanno confermato, e poco fa mi è arrivata la notifica, i 6 positivi della casa di riposo. Stanno bene comunque, anche se per persone ultra ottantenni e qualcuno addirittura ultra novantenni stanno bene, hanno lievi sintomi, sono positivi, sono stati messi in stanze singole, quindi in isolamento in un piano
della casa del riposo la situazione è sotto controllo. Ogni giorno facciamo i tamponi al personale e agli altri ospiti della casa di riposo, risultano giornalmente tutti negativi. I 3 tamponi positivi dell'altra sera, uno sicuramente sarà convalidato per chi ha tutti i sintomi e altri 2 saranno ripetuti domani mattina perché nonostante abbiano fatto il tampone per fare la ricerca molecolare del virus e lo devono ripetere perché c'è stato qualche disguido. Sono qui per darvi l'aggiornamento relativo alla situazione del coronavirus a Porta Empedocle. Oggi mi è arrivata una nuova comunicazione da parte dell'ASP di Agrigento per un ulteriore incremento di casi. Abbiamo 6 nuovi casi di coronavirus che si aggiungono ai 21, quindi siamo a 27 casi, come vi avevo preannunciato, perché già avevo avuto sentore che ci potesse essere questo incremento. Fra l'altro, fra questi casi c'è una bambina molto piccola di poco più di 1 anno, quindi decisamente forse con l'incremento delle scuole, con l'inizio delle scuole, si è abbassata la soglia dell'età dei casi di contagio, per cui anche i bimbi piccini sono in pericolo. Sono però tutti casi legati al propagarsi dei primi, quindi sono più che altro familiari dei primi contagiati, non so, prima si è contagiata la moglie, ora la figlia e il marito, e così via. Ho qualche caso e di qualche vicino, e ciò a riprova della validità di quanto chiede nel DPCM il nostro Presidente del Consiglio, allorché dire di stare cauti anche nei rapporti familiari e di stretto vicinato o con le amicizie. Ulteriore proroga della zona rossa a Galati-Mamertino, lo ha deciso il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Il provvedimento, adottato d'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza, resterà in vigore fino alla mezzanotte di domenica 1 novembre. Il comune nebroideo è off limits già dallo scorso 13 ottobre. Purtroppo non siamo riusciti ad evitare la proroga della zona rossa, i numeri ancora ci condannano, siamo circa a 150 persone positive, circa 400 ancora in isolamento, però devo dire che la popolazione sta reagendo bene, sta continuando a collaborare. Certo, la pazienza ormai è anche al limite, però voglio ricordare a loro che non sono abbandonati, che siamo presenti in tutte le sedi, abbiamo fatto tutte le richieste dal governo centrale a quello regionale per quanto riguarda i sussidi economici alle attività e anche alla cittadinanza. Quindi chiedo a loro un'altra settimana di pazienza, perché la curva del contagio diciamo che siamo riusciti ad arrestarla, a circoscriverla, quindi per noi ora inizia una nuova fase, la fase della ripartenza. Lo dico sempre, la mia popolazione è tenace e orgogliosa e quindi ne usciremo presto da questo brutto incubo. DPCM Conte ed ordinanza di Musumeci a confronto, le norme in vigore in Sicilia. Vediamo. Ancora più restrizioni per la Sicilia per contenere la pandemia dettata dal Covid-19 e la Regione emana una circolare che chiarisce quali misure, oltre a quelle nazionali, saranno in vigore. Così come già anticipato e dalle cronache e dai nostri servizi, rimangono tutti i provvedimenti più restrittivi, come ad esempio quello legato alla mobilità. Dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d'urgenza per motivi di salute, ovvero il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Linea più dura rispetto al resto d'Italia anche per i trasporti, nel rispetto delle misure di carattere sanitario
finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da Covid, di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia per il servizio di trasporto pubblico locale di linee urbane ed extraurbane su gomma, è consentita l'occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato. In ogni caso deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro come previsto dalle vigenti disposizioni. La circolare però specifica che le limitazioni si applicano anche al trasporto pubblico regionale locale di linea ferroviario, automobilistico, extraurbano, nonché al trasporto pubblico non di linee e servizi autorizzati, taxi noleggio con conducente, noleggio senza conducente, sia automobilistico che bus, autobus ai fini turistici, al trasporto pubblico funiviario e scolastico. Anche in Sicilia invece la ristorazione è ora consentita fino alle ore 18, inoltre per l'asporto e la consegna a domicilio inerenti ai servizi di ristorazione, così come disciplinati dall'articolo 1,9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, risalente al 24 ottobre scorso. Gli spostamenti sono consentiti fino alle ore 24. La circolare specifica che nelle giornate domenicali l'attività di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, compresi i centri commerciali e gli outlet, è consentita fino alle ore 14, ad eccezione di farmacie, edicole e tabaccherie a cui si applica il vigente orario di chiusura. Stop anche per piscine, palestre, cinema e teatri. Per questi 2 settori però il governatore Musumeci sarebbe pronto a chiedere al governo nazionale una deroga in linea con i diversi assessori a ramo delle regioni italiane. Fra le misure adottate nell'ordinanza di Musumeci che rimangono in vigore la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole superiori dell'isola, con il contestuale avvio della didattica a distanza in relazione alle nuove disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sempre del 24 ottobre scorso. Nei limiti percentuali dell'autorizzato ricorso alla didattica in presenza è attribuita facoltà ai dirigenti scolastici di attivare ogni azione per garantire servizi scolastici agli studenti disabili o portatori di bisogni speciali, ovvero per assicurare la continuità dell'azione formativa in caso di particolari e limitate situazioni di contesto derivanti da motivate difficoltà di ordine tecnico-informatico e organizzativo. E mentre in Sicilia resta in vigore il coprifuoco a partire dalle 23, il governatore chiede a Roma una deroga per ristoranti, bar, teatri, cinema e musei. I dettagli nel servizio. La Sicilia è terra del paradosso, perché sull'isola il DPCM Conte batte l'ordinanza del governatore Musumeci sulle libertà da sottrarre. Bar, ristoranti, cinema e teatri si devono fermare alle 18. Ma accade anche che Musumeci superi Conte nelle restrizioni imposte. Sì, perché in Sicilia era stato imposto e permane il coprifuoco alle 23. Così banalmente accade, ma non è banale, che mentre nelle altre regioni non c'è un orario per far rincasare le persone, invece qui sì. Praticamente se vado a cena da un parente di primo grado, lo devo salutare il congiunto e tornare a casa entro le 23. Infatti il coprifuoco disposto per la Sicilia è a partire dalle 23 e fino alle 5 di ogni giorno e rimane in vigore. Il provvedimento è più restrittivo rispetto a quelli disposti dal DPCM Conte, ma rientra tra le possibili scelte che i presidenti delle regioni possono attuare. Restano comunque consentiti fino alle 24 gli spostamenti per l'asporto e la consegna a domicilio. Chissà dunque che il presidente della regione Musumeci non ci ripensi e faccia un passo indietro. È intenzione del presidente della regione comunque chiedere delle deroghe a Conte. Musumeci, almeno per la Sicilia, spera di ottenere la chiusura di teatri, cinema, musei, bar e ristoranti perlomeno alle 22. Oppure, sottolinea Musumeci, il governo nazionale faccia la sua parte sbloccando gli aiuti alle imprese. Ma questa è l'ulteriore conferma che il partito del 27 ormai ha avviato una strategia di istigazione al suicidio economico. Rimango fortemente deluso perché non trovo le ragioni di una chiusura alle 23 rispetto a una equilibrata posizione che noi avevamo individuato di una chiusura alle 24 con 30 minuti di tolleranza e quindi dare la possibilità comunque agli esercenti di poter continuare
a poter reggere in una situazione così delicata. D'altronde siamo in un paese dove la chiusura vale per chi non fa parte del partito del 27 ed è disposta da chi comunque il 27 arriva sempre e comunque. Questa purtroppo è la conferma che la situazione tende a degenerarsi e a creare realmente ormai una voragine di disuguaglianze tra chi vive attorno e all'interno della pubblica amministrazione e chi invece, ahimè, ed è il 90% degli italiani, vive invece fuori dalla pubblica amministrazione. Non si tratta di severità, si tratta di essere coscienti e soprattutto responsabili della fase che si vive. Noi abbiamo vissuto una fase, quella precedente, che era buia per tutti, non conoscevamo il nostro nemico e quindi l'unica soluzione rispetto a quella vicenda è stata proprio una chiusura totale, tant'è vero che siamo stati l'unica città che ha sopportato un coprifuoco alle 18 e questo lo voglio ricordare, ma è stato un palazzo municipale che ha messo sul tavolo chi aveva realmente necessità aiuti concreti e quindi aiuti alimentari, aiuti per bollette, aiuti per gli affitti per 18.000 famiglie. Quindi significa che abbiamo agito di fronte a un nemico oscuro, ora invece il nemico si conosce anche la velocità e soprattutto anche come si muove, e rispetto a tutto questo quello che non si comprende è come è possibile che col nemico si abbia un appuntamento prima o dopo le 23. Ecco, questa è la cosa che ovviamente la categoria che rimarrà falcidiata da questa scelta non comprende. Io onestamente, da uomo delle istituzioni, non so spiegare, arrivato a quel punto o c'è un problema molto più complessivo e lo affronti con senso di responsabilità, chiudi e basta, oppure arrivare a questo tipo di distinzione significa che realmente stai facendo saltare una rete di piccoli imprenditori che è quella che da noi è rappresentata e soprattutto, e questo è l'elemento più delicato, la differenza tra noi e Milano, tra noi e Roma, è che Roma e Milano, finita questa fase, ripartono subito. Noi invece non ripartiamo subito perché non abbiamo la stessa mole di movimentazione che c'è in queste grandi città e quindi è qui la questione: le ferite porteranno alla morte probabilmente di tante imprese. Il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico valido fino alle 24 di oggi. Il livello di allerta è di codice giallo, lo rende noto il Comune di Agrigento. In particolare dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni a prelevante carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Maxi scazzottata tra romeni ubriachi a Ravanusa, aggredito e ridotto in fin di vita un 19enne per un debito di 20 euro, arrestati 3 fratelli, c'è anche una donna. Si sarebbe permesso di chiedere, forse anche con insistenza, i soldi che aveva prestato. Loro si sono scagliati con il connazionale e lo hanno massacrato a calci, pugni e forse anche con un bastone. Il ragazzo è stato trovato in una pozza di sangue praticamente in fin di vita. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani dei carabinieri del comando della stazione di Ravanusa, accompagnati dal comandante della compagnia di Licata presso la sede centrale di Agrigento, per raccontare quanto accaduto nei giorni scorsi a Ravanusa all'interno di una comunità di rumeni abitanti da tempo nella cittadina agrigentina. 3 individui sono stati arrestati dopo una serie di indagini condotte dai carabinieri di Ravanusa che, allertati da una chiamata per un pestaggio avvenuto in tarda serata del giorno 16 nella via Silvio Pellico a Ravanusa, si sono prontamente recati sul posto. Il rumeno, quasi in fin di vita, è stato subito accompagnato con un'ambulanza presso l'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. I carabinieri non hanno neanche avuto la possibilità di sentirlo, quindi grazie a una collaborazione avuta da alcuni cittadini di Ravanusa, i carabinieri della stazione hanno svolto accurate indagini e scoperto i mandanti, 2 uomini e una donna, che per un prestito di soli 20 euro hanno pestato il loro connazionale quasi a morte, ha anche rischiato la vita. Lo stesso, infatti, dopo l'ospedale di Canicattì è stato prontamente trasportato d'urgenza presso il San Giovanni di Dio di Agrigento in sala di rianimazione, temendo anche il peggio.
ma fortunatamente il ragazzo ha superato la crisi e successivamente, ascoltato dai carabinieri, ha confermato il puzzle che i militari dell'Arma avevano ricostruito tra le ordinanze di custodia cautelare firmate dal PM Sara Varazzi e confermate dal CIP del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella. Sì, comunità rumena che abbiamo già da molti anni. Questi soggetti lavorano in modo prevalente nell'agricoltura nell'ambito dell'uva e delle pesche. Appena abbiamo avuto l'input, la segnalazione del grave fatto di sangue che era avvenuto ed avuta contezza delle generalità della vittima, grazie alla conoscenza appunto di questi soggetti, perché questi sono a gruppi. Sì. Ci sono i gruppi che lavorano nelle campagne, che si riuniscono fra di loro abbiamo visto quali erano gli amici di questo soggetto, le frequentazioni che aveva. A questo punto ci siamo recati presso le rispettive abitazioni a ricercare eventuali tracce che ci potessero condurre al soggetto che ha cagionato questa lesione. Così facendo, alle ore 4 meno un quarto circa del mattino abbiamo avuto la presenza di uno degli indagati, lo abbiamo trovato con delle evidenti tracce ematiche sui dorsi delle mani e abbiamo capito che sicuramente aveva a che fare con questa. Da qui sono susseguite le indagini, anche grazie alla collaborazione di qualche persona che li ha visti la sera prima assieme, abbiamo anche collegato le altre persone. È chiaro che l'abuso di sostanze alcoliche pone la persona nelle condizioni di non essere più consapevole anche di quello che fa. E sicuramente conta l'abuso della sostanza alcolica nel determinare un'azione senza limite, perché poteva finire veramente malissimo. Certo. Quindi conta, secondo me. Il fatto è un vile pestaggio violentissimo, 3 persone contro un soggetto classe 1991 per un debito di pochi euro, gravissimo, che ha avuto come risposta immediata quella che noi, il comando provinciale di Agrigento, nonché tramite i comandanti di compagnia, sta cercando di sensibilizzare sempre di più, cioè la forza della stazione sul territorio che riesce a colloquiare con la popolazione, che ci ha aiutato fortemente al fine di ricostruire in brevissimo una vicenda che inizialmente era molto oscura, perché quello che ci siamo trovati di fronte inizialmente era un ragazzo in una pozza di sangue, completamente avvolto dal sangue perché con volto tumefatto e con i polmoni lesionati dalle botte, tant'è vero che è stato necessario un ricovero d'urgenza in rianimazione ad Agrigento dopo una corsa all'ospedale di Canicattì. In poco tempo è stata ricostruita la vicenda, quindi si è ricostruita l'identità dei 3 soggetti, che sono peraltro 3 congiunti, si direbbe oggi, 3 fratelli sostanzialmente, e che per questo debito di pochi euro, a seguito di questa lite, hanno picchiato con mani, pugni e anche con l'utilizzo probabile di un bastone il ragazzo, riducendolo sostanzialmente in fin di vita praticamente, o comunque in maniera molto debilitata. La gente per noi è tutto, noi possiamo aiutare la gente e chiediamo alla gente di aiutarci, deve essere una cosa reciproca, questa è la nostra forza, soprattutto in quei territori in cui le stazioni sono l'unica forza di polizia a competenza generale. Questa segue la linea del comando provinciale di Agrigento, che invita noi comandanti di compagnia a utilizzare questa nostra forza, che sono sostanzialmente i comandanti di stazione sul territorio, che hanno una lettura precisa
del territorio e della popolazione e delle abitudini della popolazione. Vi faccio un esempio molto lampante su questo: anche la scelta dell'orario di intervento per l'esecuzione delle misure odierne è stata una scelta fortemente voluta dal comandante di stazione, il quale, consapevole che i soggetti erano dei braccianti agricoli, sapeva che alle 4 del mattino li avrebbe trovati già pronti, vestiti, perché intorno alle 4:30, 5 sono già pronti per andare a lavorare nei campi. Questo ci ha permesso la scelta vincente di entrare nella casa con assoluta serenità, fare il nostro lavoro per portarli poi in caserma a finire, diciamo, gli atti per poi tradurli nel carcere di Agrigento. Droga e telefonini dentro il carcere Ucciardone di Palermo, 5 arresti, c'è anche un empedoclino, James Burgio, ed un agente corrotto, tutto in stile Gomorra, la nota serie televisiva. I dettagli nel servizio. Su delega della Procura della Repubblica di Palermo, la Polizia Penitenziaria del Nucleo Investigativo Regionale Sicilia, con il coordinamento del Nucleo Investigativo Centrale di Roma, al termine di una complessa attività di indagine, ha dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Con essa è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 5 persone, 3 per corruzione e 2 anche per commercio di sostanze stupefacenti. Fra gli arrestati un agente di polizia penitenziaria già sospeso dal servizio e 2 detenuti. Le indagini condotte dal nucleo investigativo della polizia penitenziaria insieme agli uomini del reparto della casa di reclusione Ucciardone Calogero di Bona hanno permesso di accertare che un agente in forza presso l'istituto palermitano avrebbe accettato somme di denaro per introdurre uno smartphone e 2 miniphone all'interno del carcere. I 3 dispositivi erano destinati a un detenuto condannato dalla Corte di Appello di Palermo per l'omicidio di Andrea Cusimano nell'agosto del 2017. L'agente infedele avrebbe ricevuto la somma di 500 euro per compiere l'atto contrario ai doveri del proprio ufficio. La consegna dei telefonini non è riuscita grazie all'intervento del servizio investigativo della Polizia Penitenziaria, che ha proceduto al sequestro dei dispositivi stessi. Con apposite intercettazioni telefoniche e ambientali è stato possibile documentare inoltre alcuni episodi in cui telefonini illecitamente introdotti in carcere sono stati utilizzati dai detenuti per porre in essere trattative finalizzate alla vendita di sostanze stupefacenti. In un caso uno degli arrestati ha trattato telefonicamente con un detenuto del carcere di Augusta la vendita a complici in libertà di una partita di circa 5 kg di sostanza stupefacente. Grazie alle intercettazioni è stato anche individuato un gruppo di detenuti che comunicava costantemente con l'esterno attraverso miniphone illecitamente introdotti in carcere. I membri di questo gruppo si avvalevano della complicità di soggetti all'esterno per introdurre nell'istituto telefoni cellulari e sostanze stupefacenti attraverso varie modalità, tra cui il lancio all'interno delle mura dalle strade circostanti. Le videoriprese disposte dalla Procura della Repubblica hanno in particolare permesso di immortalare diversi lanci di telefonini commissionati da soggetti detenuti. In un altro caso invece uno dei soggetti ristretti si era telefonicamente accordato con un complice in libertà per il lancio di hashish. Le attività di intercettazione hanno infine disvelato l'esistenza di un vero e proprio commercio di miniphone e SIM card all'interno dell'Ucciardone, con l'esistenza di tariffari sia per l'introduzione di tali beni tra le mura dell'istituto sia per la loro successiva rivendita ad altri detenuti. Le indagini hanno dimostrato come la disponibilità di un telefono cellulare durante il periodo di detenzione sia funzionale al perseguimento di obiettivi criminali e a coltivare una supremazia nell'ambito dei reparti carcerari. Tale disponibilità permette al detenuto di mantenere continui rapporti con il proprio ambiente esterno di provenienza e persino di continuare a impartire disposizioni criminose da eseguire al di fuori della struttura carceraria, con evidenti ricadute negative sul soddisfacimento di eventuali esigenze cautelari, sulla praticabilità di percorsi rieducativi e più
in generale sull'ordine pubblico. Va evidenziato infine come all'epoca dei fatti per i quali si procede, aprile-ottobre 2020, l'introduzione di telefonini all'interno degli istituti penitenziari non era ancora penalmente sanzionata, assumendo rilevanza meramente disciplinare solo dal 22 ottobre scorso, con l'entrata in vigore del decreto legge 130/2020 voluto dal ministro Bonafede. È stato introdotto nell'ordinamento l'articolo 391 ter del codice penale, che punisce l'introduzione e l'utilizzo in carcere di tali dispositivi di comunicazione. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. All'Ars arriva la legge scandalo sull'edilizia, pioggia di emendamenti salva abusivi. Il DDL che adesso viene sottoposto all'Assemblea regionale è stato approvato dalla Commissione Ambiente. C'è il servizio. Appuntamento per questo martedì alle ore 16. A quell'ora all'Ars si tenterà l'ennesimo assalto al territorio confluito nella legge di riforma dell'edilizia che il governo Musumeci sottopone all'Aula. Non solo l'estensione della sanatoria del 2003 versata già in estate da Lega Ambiente, PD, Movimento 5 Stelle, Sinistra e Attiva Sicilia, ma anche una pioggia di emendamenti che il segretario dei Dem siciliani, Anthony Barbagallo, etichetta come marchette. L'elenco è molto lungo, c'è il silenzio assenso sulle domande di riesame delle sanatorie che permette a chi si è già visto rispondere no di presentare una nuova domanda e ottenere via libera in assenza di risposte. C'è infatti il via libera ai condoni fino a 3.000 metri cubi e poi una pioggia di norme anti-abbattimenti che PD e Movimento 5 Stelle si preparano già a combattere. In estate, quando la legge era stata discussa in Commissione Ambiente, era arrivato già il malcontento in aula che aveva visto un taglio netto fra le opposizioni sul testo base, da cui si riparte giusto oggi. Il governo Musumeci dal canto suo sostiene però che si tratti di una norma Robin Hood che permette anche ai poveri di ottenere un condono che otterrebbero comunque facendo ricorso al TAR. Non tutti però nella stessa maggioranza sono d'accordo, al momento c'è chi storce il muso, ma c'è di peggio. Secondo il PD fra gli emendamenti c'è infatti una sorta di sanatoria dei sottotetti e degli spazi non abitabili, permettendo di rendere tali anche i garage, con una mossa che ha prevalenza sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi. Inoltre, avvisano dal Partito Democratico, viene eliminato il principio della doppia conformità. Perché un immobile sia sanato è necessario che sia conforme ai piani regolatori in vigore e a quelli del tempo in cui è stato costruito. Se passasse la legge sarebbe sufficiente essere conformi adesso, così la norma verrebbe certamente impugnata. Dagli emendamenti poi arriva il resto: il silenzio assenso sul riesame delle domande proposto da Carmelo Pullare, Marianna Caronia, o le estensioni fino a 3.000 metri quadrati rese possibili dalla modifica proposta da Alfio Papale e Tommaso Calderone. Abbiamo assistito all'ennesima sfilata di senatori, alcune delle quali veramente fantasiose da parte dei deputati del centrodestra, dice Barbagallo. C'è una maggioranza irresponsabile che continua a prediligere le esigenze di alcuni elettori a quelle di tutti i siciliani. Sono in migliaia i siciliani in attesa di riscontro da parte degli uffici regionali. Per questo chiediamo velocemente, continua ancora Barbagallo, la definizione di una legge moderna e funzionale. No all'Eternit nell'area ex Montedison di Porto Empedocle. Vediamo. Nel sito di Porto Empedocle c'è una richiesta di circa 12.000 metri quadrati, un appezzamento di terreno nelle vicinanze della Vetem per realizzare un impianto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi componenti di materiali inorganici e organici. Una cosa, dottor Loiacono, che la preoccupa molto, ecco, di cosa si tratta? Io ho appreso la notizia dal sito del comune, stranamente però il comune non ne sapeva niente, la sindaca. Comunque sia, andiamo avanti. Si tratta che io sono andato a vedere questa impresa, questa ditta che cosa fa, e cioè i servizi che offre, parla anche di trasporto, lavorazione, insomma, di amianto. La cosa mi ha preoccupato moltissimo. L'amministrazione oggi non ha fatto niente e giorno 1 scadono i termini per le opposizioni. Io già come cittadino responsabile l'opposizione l'ho fatta per il valore che potrà avere, ma quantomeno cerchiamo di interrompere i termini del silenzio assenso che scadono l'1 di novembre. Una richiesta fatta all'assessorato ambiente? Sì, all'assessorato ambiente perché è di proprietà del territorio ambiente questo appezzamento di terreno. Tra l'altro io sono andato a vedere il progetto
E la cosa inquietante è che tra tanti materiali che verranno, che confluiranno in questo terreno per la lavorazione, ci sono 3 codici inquietanti che riguardano materiali, tutti e 3, dove è presente amianto. Questo potrebbe provocare dei problemi, diciamo, alla salute del territorio empedoclino, agli abitanti del territorio empedoclino, quindi lei ha deciso di fare opposizione? Sì, e non solo. Porto Empedocle nel corso degli anni ha pagato tributi notevoli in vite umane agli insediamenti scellerati degli anni passati. Ricordiamo la Montecatini e respiravamo acido solforico, non ultimo l'Enel quando era alimentata a carbone, la cementeria, continuamente dovevamo pulire le tapparelle dal cemento e dal carbone e dicevano che c'erano i filtri. Ora daranno assicurazioni, ma noi non ci fidiamo più, siamo stanchi. Una particella, una fibra di amianto ha una incubazione, se inalata, che si protrae sino a 50 anni. Alla fine si manifesta con un tumore micidiale che ha un nome ben preciso che ora io non ricordo. Dico anche che il vento trasporta silenzioso tutte queste particelle e con i venti che vengono dal sud va a finire anche nei comuni dell'entroterra, compreso Valle dei Templi ed Agrigento. Quindi com'è possibile che si effettui un impianto di questo tipo proprio in adiacenza a un centro abitato urbano? Io non me lo spiego, scuole, il campetto di pallacanestro, la Vetem, c'è un'officina meccanica, uno stabilimento balneare. Evidentemente gli impianti che nessuno vuole in nessun territorio non si capisce perché li portano da noi. È una cosa che non deve succedere. L'amministrazione ha poco tempo ma si deve opporre. Ad oggi non ha fatto nulla, solo il consigliere Lattuca ha cercato di fare un'interrogazione, ma mi risulta che non hanno risposto nemmeno a lui. Un'opposizione che dovrebbe essere seguita anche dai parlamentari regionali del nostro territorio. Ma ritengo di sì, ma evidentemente insomma non ne sanno nemmeno loro, perché a tutto pensano, chiedo scusa per quello che sto dicendo, piuttosto che alla salute dei cittadini. Quindi facciamo un appello anche a loro che ci rappresentano. Io faccio un appello a tutti, a chi ha a cuore l'ambiente e la salute dei cittadini. Un impianto che tratta amianto a 300-400 metri da un centro abitato non si fa nemmeno nei paesi del terzo mondo, ma forse noi siamo al quarto o quinto mondo. Non so se i cittadini lo consentiranno. A Palma di Montechiaro 2 milioni di euro per il porto turistico. Con questo riconoscimento Palma potrà compiere un passo decisivo per la realizzazione di infrastrutture cruciali, dichiara il sindaco Stefano Castellino, che con orgoglio ringrazia tutti i tecnici del settore lavori pubblici, la giunta, tutti i collaboratori del sindaco, nonché i consiglieri comunali. Questa sinergia, dice, ci permette di raggiungere notevoli traguardi per la nostra città. Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della sesta commissione all'ARS, passa a Forza Italia. Il deputato regionale ed anche sindaco di Montevago proviene dall'UDC. Vediamo. Conferenza stampa stamani presso la sede del Parlamento siciliano all'ARS per ufficializzare il passaggio dell'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, proveniente ed eletta all'UDC di Cesa, attuale presidente commissione sanità, al partito di Berlusconi. Passaggio fatto insieme a un altro deputato siciliano, l'onorevole Marianna Caronia. Le recenti affermazioni positive avute da Forza Italia alle scorse elezioni comunali siciliane hanno così rafforzato il partito di Miccichè in Sicilia. Con le 2 nuove adesioni il gruppo azzurro a Palazzo dei Normanni arriva a 12 deputati. La mia adesione a Forza Italia oggi nasce da una riflessione che ho fatto e che ho fatto insieme al gruppo di persone che in questi 7 anni mi hanno seguita, che sono riuscita ad aggregare, e avendo fatto un'analisi di quelle che erano oggi, di quella che è oggi la situazione politica, l'idea è ringraziare l'UDC per quanto mi ha dato in questi 7 anni e fare una scelta che rimanga comunque e restasse comunque nello stesso alveo, cioè dei moderati, in un partito che mi vede maggiormente coinvolta, in un partito che in questi 3 anni ho avuto
avuto modo di conoscere meglio all'interno del Palazzo, soprattutto parlando di Commissione Bilancio, di Commissione Salute, l'interfaccia continua con il Presidente Savona, con il Presidente l'Onorevole Miccichè, il rapporto di amicizia e di lavoro che è sorto con l'Onorevole collega Gallo, tutta una serie di elementi che messi insieme mi hanno consentito di dire sì ad una nuova esperienza politica che potesse dare continuità al lavoro che finora ho fatto. Quindi non c'è qualcosa contro qualcuno, ma è un lavoro e una valutazione a vantaggio di qualcuno, in questo caso del territorio siciliano tutto e della mia provincia in particolare, che vuole risposte, chiede risposte e la politica deve essere nelle condizioni di darle. Si sono concluse ieri le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Agrigento per il quadriennio 2021-2024. Il medico favarese Santo Pitruzzella è risultato il più votato. Arturo Cantella. Siamo con il dottor Pachito Danile, rappresentante della lista Uniti per l'Ordine. Una lista, ricordiamo, che riguarda appunto l'Ordine dei Medici, il Consiglio dell'Ordine dei Medici, una lista che ha avuto rispetto alla concorrente tantissimi voti. Ecco, parliamo di questa elezione e di quanto è importante, diciamo, partecipare al Consiglio dell'Ordine per i prossimi 4 anni. Innanzitutto premetto che sono senza mascherina per ragioni comunicative, ma io e il direttore Cantella siamo a debita distanza per ovvie ragioni che riguardano ovviamente noi medici in prima linea. Beh, è stato davvero un gran successo della lista di cui mi pregio di appartenere, che è la lista Uniti per l'Ordine, per il quadriennio del 2020-2024. Il rappresentante più votato della nostra lista è stato il dottor Santo Pitruzzella, a cui vanno i miei complimenti. Viene, diciamo, in un momento molto importante per la nostra categoria, la categoria dei medici, che è una categoria, insomma, che capite bene come si trovi in questo momento veramente in ballo con l'emergenza della pandemia del Covid-19. Sicuramente abbiamo fatto cerchio, siamo stati compatti, perché sappiamo benissimo che affronteremo in questi mesi successivi un'emergenza tremenda come quella della pandemia da Covid-19. Ora si dovrà rieleggere il presidente dell'ordine, l'uscente il dottore Pitruzzella. Quali saranno i criteri, dottore Danilo? Beh, l'uscente in realtà è il dottor Giovanni Vento, che ringraziamo per la sua brillante presidenza, mentre invece per l'elezione del presidente futuro dell'Ordine dei Medici ci vedremo tra qualche giorno e sarà eletto in Consiglio dell'Ordine dei Medici, quindi non abbiamo notizie in questo istante. Il momento è sicuramente dei più difficili per i medici, che purtroppo insieme agli utenti dobbiamo combattere questa pandemia. Ecco, quali consigli dare? Non ci stanchiamo mai, dottore? Ci sono delle misure che sembrano, cari concittadini, altamente impopolari, però sono delle misure restrittive che comprendo che da una parte generano un disagio economico non indifferente. Tuttavia sono necessarie perché purtroppo gli assembramenti sono la prima causa della trasmissione di questo maledetto virus. Dobbiamo stare attenti anche perché il miglior modo per curarci è proprio non prenderlo, capite bene, tra virgolette, quello che voglio dire. Quindi apriamo gli occhi, manteniamo le distanze, utilizziamo la mascherina, anche se io in questo momento per ragioni comunicative non l'ho messa, e mettiamo in atto tutte quelle misure che servono praticamente a tutelarci, perché vedete, il problema non è tanto il prenderlo ai giovani o ai bambini, è il fatto che questi giovani e bambini a casa poi hanno genitori, hanno nonni, hanno zii, e sappiamo bene che questo è un virus che si abbatte sulla popolazione cosiddetta fragile, quindi occhio se teniamo alla salute dei nostri genitori, delle nostre zie e dei nostri nonni. Un progetto per Agrigento, l'Ordine degli Architetti incontra il neosindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Vediamo. Oggi una giornata importante per l'Ordine degli Architetti di Agrigento. Il nuovo sindaco, la nuova amministrazione è venuto a trovarci. Abbiamo raccontato in questi 3 anni di attività del nostro ordine, portando avanti tutta una serie di progetti. Siamo partiti da Educa Agrigento con la Carta Internazionale di Barcellona delle città educative, dove si è iscritta Agrigento grazie anche all'Ordine degli Architetti. Abbiamo parlato del nuovo piano regolatore generale. Dobbiamo ripartire da questo strumento importante. Abbiamo soprattutto voluto portare avanti la
rifunzionalizzazione dell'ufficio tecnico comunale, perché è vero motore pulsante dell'intera città. E poi abbiamo attraversato tutta una serie di argomenti che partono dalla riqualificazione del centro storico, sulla defiscalizzazione per chi investe. Abbiamo parlato della cattedrale di Agrigento, l'importanza di una ZTL pensata per la via Duomo e per la piazza Don Minzoni. Abbiamo soprattutto incontrato un sindaco che ha voglia di ascoltarci e con il quale siamo certi porteremo avanti tutta una serie di iniziative, perché quello che a noi ha sempre importato e ci continua a importare è il riscatto economico e sociale di questa città, ma soprattutto la valorizzazione del nostro centro storico, che è la vera Valle dei Templi, insieme ad un parco che non può stare da solo, ma che deve essere agganciato al fronte a mare e dalla città di Agrigento. Abbiamo avuto l'incontro con l'Ordine degli Architetti. Ringrazio il Presidente, l'architetto Alfonso Cimino, per avermi ospitato e per avermi delucidato tutta la loro attività in questi anni, il confronto con l'amministrazione comunale, le varie richieste, e quindi io mi sono sentito quasi in dovere di partecipare a questo incontro. Ho accolto in maniera molto benevola l'invito, perché penso che una simbiosi, una collaborazione tra architetti di Agrigento e amministrazione comunale di una città dove si vive di cultura, di arte, di architettura dai tempi della Magnaghetti sia fondamentale. Mi è stato spiegato un po' la problematica del centro storico, che già in parte conoscevo. C'è un piano particolareggiato del centro storico che è fermo dal 2008. L'architetto Cimino già mi ha spiegato come e quando poter riprendere questa iniziativa, una cosa interessantissima, molto importante. Poi si è parlato anche della digitalizzazione degli uffici comunali, dell'ufficio tecnico, si è parlato anche dell'Urban Center. Nel giro di 20 minuti sono stato proprio coperto di tante iniziative che francamente per me sono state un invito a nozze. Spero di non deludere questi grandi professionisti, ma principalmente grazie al loro aiuto di non deludere la mia città. L'ex sindaco di Agrigento Lillo Firetto, sconfitto alle elezioni dal neo sindaco Franco Miccichè, si dice pronto a seppellire l'ascia di guerra. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nota stampa dell'ex sindaco Lillo Firetto di Agrigento, che afferma come: ho chiamato il sindaco Franco Miccichè ribadendogli, come già dopo l'esito del voto, che sono a disposizione per illustrare le iniziative in corso, i progetti in via di definizione. Ho operato e continuerò a farlo nell'esclusivo interesse della nostra città. Farò di tutto perché non sia perso un centesimo dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei ottenuti durante il mio mandato. Ho voluto, continua Firetto, superare così le inopportune mistificazioni e le accuse fatte nei miei confronti, che vengono offerte in queste ore dall'onorevole Roberto Di Mauro, che non sa o finge di non sapere che ho adempiuto alle consegne come previsto dalla legge, fornendo agli organi competenti la relazione di fine mandato. Sul tema delle scuole urgeva sottolineare che abbiamo avviato una serie di interventi per l'adeguamento antincendio di 22 edifici scolastici. Altri finanziamenti sono stati ottenuti per la valutazione del rischio sismico nelle scuole. A ciò si aggiungono, oltre ai lavori di manutenzione straordinaria già eseguiti, le indagini diagnostiche e strutturali già realizzate, gli interventi di efficientamento energetico in corso di avvio con i fondi di agenda urbana. Riferirò a breve su ogni singolo aspetto, continua Firetto, nell'unico interesse di Agrigento, che non ha certo bisogno di inutili polemiche, in particolare in questo preciso momento storico di crisi economica e sanitaria. L'attore agrigentino Gaetano Aronica è l'unico italiano della fortunata serie Netflix Barbarians. Vediamo. Sta avendo un gran successo l'attore agrigentino Gaetano Aronica, unico protagonista italiano che ha partecipato al cast della produzione internazionale della serie televisiva a sfondo storico Barbarians, i Barbari, attualmente in programmazione sulla rete internazionale Netflix, che racconta le battaglie di Teutoburgo che oppose i germanici all'impero romano. Beh sì, sta succedendo qualcosa di inaspettato nella mia vita. Devo dire che mi andava bene pure come era prima la mia vita, ma fa sempre piacere quando il successo ti prende così da tutte le parti, anche dall'America, dalla Germania. Insomma, per adesso è la serie più vista nel mondo.
E naturalmente fa piacere perché io sono uno dei protagonisti e soprattutto rappresento la novità più importante, che è quella di parlare nel latino antico, che è un esperimento che avrebbero voluto fare tanti altri prima, ma poi per tanti motivi non ci sono riusciti. Loro ci sono riusciti, Netflix ha sempre una marcia in più e mi ha consegnato questo personaggio per il quale ho fatto un provino su 400 attori soltanto in Italia, per cui era una cosa molto importante. Il personaggio è riuscito bene, la serie è bellissima, che è la cosa più importante, la gente la sta seguendo, c'è un grandissimo interesse, Agrigento mi sta regalando un affetto, mi sta confermando il suo affetto e io ne sono felice, e naturalmente siamo qui al Teatro Pirandello, per cui per me poter abbinare questo successo al Teatro Pirandello e agli amici di Agrigento è sempre una cosa bellissima. Ecco, raccontaci il tuo personaggio, chi è che ha avuto l'idea di farti, diciamo, fare questa parte? Ma guarda, l'idea era di trovare un attore romano che sembrasse innanzitutto, intanto che avesse i numeri per poterlo fare, questo non posso dirmelo da solo. Il nome è un nome particolare, no? Sì, sì. Beh, Publio Quintilio Varo è un personaggio storico ed è il personaggio che rovinò le notti dell'imperatore Augusto, perché essendo un suo amico strettissimo, erano quasi parenti, fu mandato proprio su questa grande fiducia, su questa grande amicizia per risolvere i problemi della Germania, invece provocò un disastro perché si fidò troppo del suo figlio adottivo, per cui anche lui aveva le sue ragioni perché fu tradito, per cui ci troviamo di fronte a un'ambivalenza storica. Questo è il lato importante, che poi è anche il lato del mio personaggio, cioè da una parte i germani vincono la guerra grazie a un traditore, dall'altra parte i romani si fanno, per così dire, fregare, ma grazie tutto sommato a una purezza di cuore che questo padre mostra nei confronti del figlio, per cui il doppio binario del personaggio era proprio la cosa più importante, il condottiero ma anche il padre, e tutti noi padri sappiamo che spesso questo ci fa cadere in contraddizione, anche molto. A lui costò la vita, costò l'impero, costò tanto. Approfitto che siamo qui al Teatro Pirandello, un teatro che purtroppo, come tante strutture dove si fa teatro cultura, vengono bloccate dal lockdown, molta gente, molti attori, insomma un po' una ribellione. Un teatro così grande potrebbe, con le giuste precauzioni, diciamo, poter ospitare anche momenti di cultura. Il teatro non si fermerà, non morirà, il teatro risorgerà dalle sue ceneri come è abituato a fare. Il momento è difficile, credo che i provvedimenti del governo potranno essere rivisti, perché c'è un gran movimento in tutta Italia da questo punto di vista, una grande solidarietà. Noi naturalmente quest'estate non abbiamo riposato un solo giorno, come molti artisti e molti uomini che fanno parte dell'ambiente culturale, proprio per prepararci alla peggiore delle eventualità, che è quella che purtroppo sta diventando una realtà. Ma noi eravamo pronti, avevamo organizzato tutto perché ci fossero le misure necessarie per preservare e proteggere gli spettatori da questa pandemia. È chiaro che però nel momento in cui il governo vara questo tipo di misure, come dire, vanifica tutti questi sforzi, e allora c'è un grosso malcontento, un grosso dispiacere e qualcosa di più anche da parte della nostra e di tante altre categorie che sono state danneggiate. Quindi la stagione è ferma? Quindi la stagione è ferma, ma la stagione è pronta. Attenzione, la stagione è ferma, la stagione è pronta. Io proprio stamattina ho avuto un colloquio informale con il sindaco, doveroso e tra l'altro molto molto interessante. Appunto dico che noi come Teatro Pirandello abbiamo tutto in regola, siamo pronti a qualsiasi eventualità, anche a quella di un cartellone che comunque comincerebbe non prima della metà di febbraio, ma dobbiamo anche concludere la stagione dell'anno scorso, anche a quello siamo pronti, stiamo provando tutti i giorni. Oggi è un caso che non vedi qui la compagnia, proprio perché non possiamo, naturalmente le leggi sono le leggi, ci mancherebbe. Stop al calcio dilettanti, c'è il servizio di Carmelo Lentini. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in data 25 ottobre ultimo scorso, si conferma la sospensione delle gare dei campionati dilettantistici giovanili a carattere regionale, provinciale e locale.
fino al 24 novembre prossimo 21. Per quanto attiene allo svolgimento degli allenamenti, si resta in attesa dei necessari chiarimenti che il competente ufficio per lo sport del Ministero fornirà alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Sin qui il DPCM per cui tutti i campionati dilettantistici dall'eccellenza alla terza categoria sono momentaneamente sospesi, ma probabilmente si potranno svolgere gli allenamenti. Ritornando all'eccellenza, oltre al campionato, mercoledì 29 ottobre si fermano anche le gare di Coppa Italia e tra queste salta quella programmata tra Akragas e Folgore all'Esseneto. Il campionato di eccellenza riprenderà dopo il 24 novembre. Immediato il commento di Sandro Morgana, vicepresidente della LND, che ha anche dichiarato di essere positivo al coronavirus. I dilettanti hanno fatto tanti sacrifici per ripartire, compreso il rispetto del protocollo concordato con il governo. Non avrei fermato i tornei regionali, forse avrei chiesto ai presidenti delle singole regioni di decidere. Credo che questo stop sia stato fatto per permettere all'Italia di ripartire nel periodo natalizio. Attualmente, sottolinea sempre Sandro Morgana, sono positivo al coronavirus, ma sto bene e sono asintomatico. Si dovrebbe giocare invece in Serie D e lo sottolineiamo con il condizionale anche perché a decidere lo stop oppure meno saranno direttamente le società interessate che attendono l'esito di un apposito sondaggio proposto dalla LND. In caso di proseguimento si trasmetterebbero le gare in diretta streaming. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.